Un signore stava andando a fare le spese da lì, ha sentito un urlo disumano e si è girato, ha visto tutta la gente che correva verso quello che era accaduto, insomma. A perdere la vita un operaio cinquantenne di origine marocchina che stava lavorando sul tetto dell'edificio in costruzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da circa 5 metri d'altezza in via Circonvallazione a Maerne di Martellago, poco distante da un supermercato. L'uomo, dipendente di un'azienda in subappalto specializzata nella posa di guaine, era impegnato nella realizzazione della copertura della struttura quando è precipitato. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del SUEM 118 che l'ha trasportato all'ospedale di Mestre, ma i traumi riportati erano troppo gravi e dopo qualche ora non c'è stato più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Mestre e i tecnici dello Spisal che dovranno verificare il rispetto delle norme di sicurezza, mentre l'area del tetto è stata posta sotto sequestro. I sindacati ribadiscono l'importanza della formazione. Sul posto CGIL e CISL hanno appeso le loro bandiere e dei fiori in segno di solidarietà e un chiaro messaggio: basta morti sul lavoro. Come Venezia abbiamo la maglia nera rispetto al Veneto, siamo dietro solo a Verona. Dobbiamo ribadire soprattutto rispetto a queste persone che sono straniere, ove purtroppo in questi paesi stranieri manca la cultura della sicurezza. Dobbiamo cercare di fare di più, non bastano solamente corsi di formazioni e leggi, dobbiamo cercare di investire su tecniche pratiche per portare questa cultura della sicurezza e per evitare che ci siano questi morti. Richiamo l'iniziativa che abbiamo fatto come CGIL sul referendum proprio per queste situazioni qui, in cui è l'azienda che appalta e deve rispondere della sicurezza. Quel referendum non è passato, quel referendum, e adesso ci troviamo in queste condizioni. Il governo non pervenuto. C'è bisogno di una cosa importante, tanta formazione per la percezione del pericolo. Se anche i lavoratori che vanno sui tetti non percepiscono il pericolo, non ci sarà nessun protocollo che tiene, non ci sarà nessuna manifestazione sufficiente. Possiamo combattere questo dramma solo se ci aiutiamo tutti insieme. La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità di Martellago. Il pensiero che una creatura si alza la mattina, va a lavorare e non fa più ritorno a casa è un incubo che tutti noi non vorremmo mai sentire. La necessità di creare una cultura della sicurezza diventa una priorità, perché queste cose non le dobbiamo più sentire. Mi stringo alla famiglia, ai suoi colleghi, ai suoi amici, a tutti coloro che l'hanno conosciuto.